Un focolaio di Covid si è sviluppato ai campionati mondiali di kickboxing in programma a Jesolo. Lo squadro Veneto Orientale ha comunicato che tra atleti in gara e i rispettivi staff nei giorni scorsi sono stati rilevati 15 positivi. 10 di questi sono già rientrati nei paesi di origine, Bulgaria, Serbia, Slovenia e Ucraina, mentre altri 5 atleti di Irlanda, Kazakistan e Russia, ancora positivi, rimangono in isolamento nel proprio albergo. Tra questi una ragazza di nazionalità russa sintomatica, attualmente seguita dal personale dell'unità speciale di continuità assistenziale. Secondo il direttore generale dell'ULSS Mauro Filippi, la situazione è stata gestita ottimamente dal personale del Dipartimento di Prevenzione dei Servizi Territoriali con le USCA. Dispiace per tutti gli atleti che non hanno potuto partecipare alle gare, ha affermato, ma era doveroso adottare tutte le accortezze necessarie per evitare il proliferare dei contagi. Dopo la diminuzione dei casi di inizio ottobre, in questi giorni il numero di positivi è ripreso a salire anche nel Veneto orientale. Sono circa 250 i picchi nei comuni più popolosi come San Donà, Portogruaro e Jesolo. 7 classi sono in quarantena: Caorle, Concordia Sagittaria, Musile di Piave, Portogruaro e San Donà di Piave, equivalenti a 143 alunni. I ricoveri nell'US4 rimangono comunque bassi, appena 6 persone, di cui 4 non vaccinate, nell'area malattie infettive all'ospedale di Jesolo, nessuno in terapia intensiva.